Brunetta, l'onorevole Brunetta senza far nomi, e quindi diciamo che Renato senza far nomi, quando mi ha fatto questo tipo di telefonata, una telefonata che davanti a testimoni, si prende la responsabilità di dire che certo, Brunetta le ha telefonato dicendole noi siamo disposti a correre. Io chiamo Cereser, facciamo l'accordo col PD e vinciamo il primo turno, e io ho risposto semplicemente: ciao Renato, ti auguro buon lavoro. Io ho messo giù, sono stato anche elegante, credo, no? Potrei aver usato altri termini. L'aneddoto raccontato dal vice governatore Gianluca Forcolin, ospite alla Voce del Mattino su Antenna 3, è destinato ad alimentare ulteriormente le polemiche interne al centrodestra a San Donà di Piave. Il candidato di Forza Italia, Oliviero Leo, sarebbe pronto a un'alleanza al primo turno con il PD Andrea Cereser per eliminare dai giochi la leghista Francesca Pilla. Ma il diretto interessato smentisce: solo una sparata dell'onorevole Brunetta, si schermisce Leo, non è la prima e non sarà l'ultima. E lo stesso Cereser cade dalle nuvole: mai sentito di questa proposta, assicura, e non mi piace commentare quello che avviene nel centrodestra, spero per loro che si chiariscano. Resta il fatto, ricorda Forcolin, che Leo è già stato vice sindaco di Cereser e PD e Forza Italia non sono nuovi a questo tipo di accordi. Qualcuno diceva ogni tanto a pensar male ci si azzecca, no? Io vedo il modello Jesolo, dove c'è un sindaco Forza Italia con un vice sindaco del PD. Se questo modello vuole essere riproposto a San Donà, ci sono tutti i crismi e ci hanno tentato fino all'ultimo, e questo è un tentativo di arrivare a questo modello. Noi prendiamo atto che invece il nostro modello è di un centrodestra compatto. Questa è la nostra idea anche per un eventuale ballottaggio, puntualizza Forcolin, ma se Forza Italia dovesse preferire il PD, ciascuno si prenderà le sue responsabilità. Anche a noi del resto le possibilità di un'alleanza non mancano. Non è detto che il ballottaggio non ci sia qualche elemento nuovo. Pensiamo solo all'ipotesi di un governo Lega 5 Stelle, magari sarebbero i grillini a dar una mano alla dottoressa Pilla, centrodestra appunto con la Lega, in una ipotesi appunto di vittoria finale.